Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo arrivati a lunedì 25 di novembre 2019, si è giocato in Serie B, in anticipo il Crotone che ha perso a Benevento contro la capolista allenata da Pippo Inzaghi, 2-0 il risultato finale, ha perso anche il Cosenza, vinceva per 2-0, approfondiremo oggi gran parte della trasmissione. Verterà proprio su questo, sulla sconfitta incredibile del Cosenza che vinceva per 2-0 e poi invece nel secondo tempo si è spenta la luce, è venuto fuori l'Ascoli che ha giocatori importanti come Scamacca ad esempio, che è il centravanti della nazionale Under 21, e con Ninkovic hanno messo in difficoltà appunto la formazione di Braglia, che è partito con un modulo con il 4-3-3 per poi praticamente dopo 10 minuti della ripresa togliere Pierini, inserire Dorazio, passare ad una difesa 3-5 in fase difensiva, e nonostante a 5 la squadra appunto cosentina non è riuscita a tenere a bada la formazione di Zanetti. Io comunque vado a salutare subito la nostra Stella Battaglia. Grazie Stella, sei arrivata nonostante questo tempaccio. Sì, grazie a te, anche se lui aveva provato a dirmi non venire perché il tempo... Ma lo facevo per te, con grande cautela, no? E allora andiamo subito a salutare gli ospiti della giornata odierna, grazie a Gianluca Gagliardi, già allenatore del Cosenza e delle Triestina. Con lui analizzeremo le fasi tecnico-tattiche sia della partita del Cosenza che quella del Crotone, grazie al collega di Cosenza Channel Antonio Clausi. Salve a tutti. Antonio, tu so che stai arrivando dalla Popil Bianco, tu sei anche addetto stampa del Lamorrone, poi ci darai qualcosina dell'allenamento che è stato spostato alla Popil Bianco per il maltempo, poi ci darai quello che è successo, grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Ti vedo carico Aldo, la situazione del Cosenza è molto delicata. Comunque, prima di entrare in argomento, perché poi arrivano tanti messaggi, cercheremo poi naturalmente di racchiuderlo in 2, 3, 4, non di più, perché in effetti questa sconfitta, dicevo, ha lasciato la mano in bocca a tutta la tifoseria, al popolo rosso-blu, alla dirigenza, al presidente Guarasci, a noi addetti ai lavori, a tutti quanti. Allora, Stella, se vogliamo partire con i risultati della classifica generale, io direi di andare subito praticamente a regime. Grazie. Certo, li richiediamo alla regia, i risultati di Serie B, eccoli qui. Ascoli Cosenza 3-2, Benevento Crotone 2-0, Chievo Virtus Entella in posticipo, Cittadella Pisa 1-1, Empoli Venezia 1-1, Juve Stabia Salernitana 2-0, Livorno Trapani 1-2, Pescara Cremonese 1-1, Pordenone Perugia 3-0, Spezia Frosinone 2-0. E andiamo a vedere la classifica generale. Il posticipo è stato proprio questo Spezia Frosinone con un risultato che ha fatto molto male al Cosenza. Vai. Esatto, la classifica di Serie B troviamo al comando Benevento con 28 punti, a seguire Pordenone 22, Crotone Cittadella 21, Ascoli Pescara 20, Perugia 19, Chievo, Empoli, Salernitana con 18 punti, Pisa 17, a seguire Venezia, Frosinone, Virtus Entella 16 punti, Cremonese 15, Spezia 12, Juve Stabia 12, Cosenza 11, Livorno 10, chiude la classifica Trapani con 7 punti. E lì è sbagliato perché il Cosenza ha 12 punti, è sbagliata la grafica, sì. Ogni tanto la grafica praticamente impazzisce la carta stampata anche praticamente, diciamo che ci sono il Cosenza con 12 punti, il Trapani ha 10 insieme al Livorno, esatto, e lo Spezia esatto, è sbagliata la grafica, quindi ve la rileggo io la parte finale. Il Cosenza c'ha 12 punti e poi c'è il Livorno a 10 insieme al Trapani che ha vinto in trasferta. A proposito di Livorno, lì si sta cambiando, caro Antonio, anche l'allenatore, perché Breda ormai è stato sfiduciato, si fa qualche nome. Comunque veniamo ai discorsi di casa nostra. Io direi di andare a vedere, ringrazio Enzo Leonetti in regia, Massimo fino alla Camera e poi anche il nostro amico Francesco Camposani alla messa in onda insieme a Luca Chito. Direi di andare a vedere immediatamente gli highlights della partita che ha perso il Cosenza del Duca di Ascoli per 3-2, poi entreremo subito in argomento. Grazie. Ecco, vediamo un attimino.
Dal paradiso all'inferno in 90 minuti, il Cosenza riesce a sprofondare dopo aver avuto in pugno la partita del Duca di Ascoli, campo difficile, avversario agguerrito, diventato incontenibile dopo aver subito un 1-2 che avrebbe steso chiunque o quasi. Un doppio vantaggio che i rossoblù si erano guadagnati nei primi 20 minuti, un'invenzione di Emmanuel Rivière, bravo ad archiviare un pallone e a girarsi per battere le ali con un diagonale precisissimo. Gran gol per il nazionale della Martinica al terzo centro in campionato. Un blitz che non rimane isolato, i lupi sono risoluti e capaci di pungere ancora. Pierini in versione Trapani entra in area e subisce lo sgambetto di Brosco quando ormai è quasi in porta, meritando il calcio di rigore. Dal dischetto Mirko Bruccini fa centro e il Cosenza è avanti di 2. Da qui in poi l'Ascoli ha il merito di non mollare mai, gli ospiti la colpa di mostrare un atteggiamento passivo e soprattutto di non saper colpire in modo letale una squadra proiettata in avanti alla ricerca disperata del gol. A trascinare i bianconeri il redivivo Ninkovic, in punizione nella gara precedente e mattatore contro i lupi di Braglia, sua la rete che ha riaperto il match, suoi gli assist per la doppietta dell'azzurino Scamacca che è entrato in campo al posto di Ardemagni, ha esaltato le debolezze del Cosenza, concretizzando una rimonta di quelle che nel calcio ogni tanto capitano ma che non dovrebbero succedere, soprattutto ad una squadra che lotta per conquistare punti fondamentali per il proprio destino. Abbiamo preso il primo gol mentre ci stavamo aprendo e poi da lì è chiaro che è iniziata un'altra partita, è iniziata una partita dove loro ammassavano molti giocatori nella nostra area. Abbiamo cercato di cambiare anche modulo per tenerli un pochino più lontani, cercando di palleggiare un po'. Abbiamo preso un secondo gol in maniera ingenua perché bastava seguire chi ha fatto gol o perlomeno rendergli la vita difficile, invece ci siamo fermati, abbiamo subito il taglio. Di solito noi i tagli andiamo sempre con gli avversari, terzo gol non ne parliamo nemmeno. Abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla con Sciaudone, almeno un paio di volte la potevamo sfruttare meglio, però dispiace onestamente, perché giocare 30 minuti come abbiamo fatto noi oppure stare in partita come abbiamo fatto noi e giocare come abbiamo fatto, poi alla fine ti ritrovi senza niente in mano e fa girare le scatole. E allora, fa girare le scatole, queste sono le giustificazioni di Piero Braglia. Le interviste le avete viste, erano di Pippo Gatto, insieme c'era Giuseppe Milicchio, li voglio salutare, un forte abbraccio, insieme a Francesco Grazioli, detto Sciartella, li salutiamo perché questa notte sono state vittime di un incidente al ritorno praticamente da Ascoli, mentre erano sull'autostrada all'uscita di Termoli si sono visti tagliare la strada da un cinghiale, qualcosa di incredibile, ormai i cinghiali sono dappertutto. E diciamo che insomma se la sono cavata discretamente perché dal punto di vista fisico non è successo nulla, la macchina ha avuto diciamo qualche problema, però sono riusciti ad arrivare questa mattina alle 9, quindi un grande abbraccio cara Stella ai nostri amici Pippo Gatto, Giuseppe Milicchio e Francesco Grazioli. Allora torniamo a noi. Mister Gianluca Gagliardi, qui sui social si è scatenata l'ira di Dio, chi ce l'ha con la società, chi ce l'ha con Braglia, ha sbagliato le sostituzioni, così colà perché è uscito Pierini, insomma poi cercheremo di leggerne qualcuno e insomma poi quando le cose non vanno bene diciamo che le criticità si acuiscono sempre di più. Tu sei stato un allenatore di calcio, lo sei tuttora, hai allenato anche il Cosenza per il primo anno di Guaraci, sei stato alla Triestina, ecco, che cosa sta succedendo secondo te al Cosenza e che cosa ha detto quella partita? Si può staccare la spina dopo 30 minuti? Io insomma seguo il calcio ormai da una vita, però è una cosa veramente che non riesco a comprendere e a spiegare. Sì, capita, basti pensare al Liverpool-Milan in finale del Coppa dei Campioni, quindi non è un caso ma chiaramente non è neanche abitudine. Fa male perché avere un vantaggio dopo 12 minuti, doppio vantaggio, insomma, concretizzatosi anche diciamo abbastanza velocemente, perché le prime due occasioni che il Cosenza si è affacciato nell'area dell'Ascoli ha trovato l'attaccante, e qua devo fare i complimenti al bomber della Martinica, perché per la prima volta gli ho visto fare un numero da attaccante in area, rubando tempo, spazio, estendendo la porta, e ci ha portato in vantaggio, così come Pierini è stato come al solito bravo nel puntare l'avversario. Poi c'è l'Ascoli, perché non bisogna sempre pensare solo ai demeriti della squadra, in questo caso il Cosenza, ma anche a chi ci ha sempre creduto, ha continuato a giocare, non ha perso mai la testa,
Ho visto una squadra organizzata, 7 elementi costantemente nella metà campo del Cosenza in continuo movimento, che non davano punti di riferimento. Le due mezzali, Cavion e l'altro slavo, che erano bravi ad inserirsi senza palla. Quello che probabilmente poi ha reso quello che ha detto Braglia, il Cosenza diciamo molto basso, è stata la noncuranza di Petrucci. Giocatore bravino tecnicamente ma molto lento, si lasciava prendere palla, a quel punto la difesa deve necessariamente scappare, rifugiarsi al limite dell'area e quindi consentire all'Ascoli di giocare diciamo anche troppo facilmente, cosa che tra parentesi sanno fare, perché vari Ninkovic, da Cruz, così come le mezzali, gli esterni che tendono sempre ad attaccare, Padoin dalla parte e l'altro dall'altra parte, insomma è una squadra che comunque era temibile. Cosenza gli ha reso la vita facile con errori individuali, perché poi alla fine di questo si tratta, errori di reparto e individuali. Errori di reparto perché secondo me è come se mancasse la comunicazione fra i compagni, perché nel primo gol nato da un rimballo, la palla è rimballata su Sciaudone, è andata verso l'aria. Sì. Se non sbaglio c'era, io l'ho visto un paio di volte per capire bene, c'era Idda come riferimento da Cruz che ha preso palla ed è uscito lui, purtroppo è uscito anche Monaco creando questa voragine in mezzo che Corsi probabilmente, il secondo errore, si è lasciato prendere, ha seguito il taglio di Ardemagni liberando completamente Ninkovic. Questo è il primo. Nelle altre due occasioni, vedi, c'è il rovescio della medaglia, caro Franco, perché come hai detto giustamente tu, quando si vince e quando si perde poi le decisioni cambiano. Io al 75esimo, se non erro, 70esimo quando è stato, vedevo la sostituzione di Ardemagni e mi ha un po' lasciato perplesso, perché se ho un attaccante di razza come lo è Ardemagni, uno navigato, un esperto, uno che si può inventare la giocata o può comunque rendere la vita difficile al difensore cercando una punizione, un rigore, un'ammonizione, lo tengo in campo fino alla fine. Invece è stato coraggioso. Zanetti ha rischiato, ma Scamacca l'avrei rischiato pure io, l'attaccante dell'Under 21 so se avete notato, c'è stata la reazione negativa. Tutto rispetto per Ardemagni, no? Ma se c'è un ragazzo che mi segna nella nazionale Under 21 io lo butto in campo. Però fa 2 gol, non sempre cambia, fa 2 gol, l'eroe. Lui, bravissimo, ha avuto ragione Zanetti e come ha detto Braglia ha sbagliato Braglia, ha avuto ragione Zanetti. No, dipende sempre dal risultato. Io mi chiedo, per esempio, ecco perché parlo sempre di comunicazione, io ho rivisto l'azione del secondo gol, che è quello più grave, gravissima, gravissima, perché la difesa è schierata e c'è solo un giocatore. A 20 metri io non chiedo, ordino la marcatura ad uomo, non esiste guardare la palla. Siamo in tre. Allora legittimo che sempre attento da questo punto di vista, guardato la palla, si è dimenticato dell'avversario che sapeva che c'era. Quindi parliamo di legittimo, un giocatore affidabilissimo ed è un episodio che ci ha portato sul 2-2. Il terzo diventa una barzelletta perché c'è stato un errore di massa. Ma anche del portiere. Di massa finito purtroppo con... Allora devi condannare l'atteggiamento. Condanniamo l'atteggiamento, pare che sia stato molto chiaro, dici tu capitano, però stanno capitando spesso e volentieri. Il Cosenza ha imbarcato la quinta sconfitta, contro l'Entella a Chiavari il Cosenza si è consegnato quasi, lo ha detto Braglia, hai perso in casa contro il Pescara, hai perso in casa contro la Salernitana, cioè 5 sconfitte, hai perso a Benevento come ha detto sempre Braglia per un errore, per una disattenzione nel finale, insomma poi la classifica è quella che è, piange 12 punti, qui i tifosi sono impazziti sui social, anche sui telefoni nostri, qui in redazione, comincia praticamente la città ad avere tanta preoccupazione. Antonio Claudio. Sì, la classifica non è buona, è indubbio questo Franco, una classifica che preoccupa moltissimo, preoccupa chiunque, perché anche dalle parole dei protagonisti stessi, non solo direttori, allenatori, ma anche dei calciatori, chiunque abbia parlato degli obiettivi stagionali si è sempre espresso con grande positività, con grande ambizione nel migliorare il cammino dello scorso campionato, non dico la posizione, il cammino dello scorso campionato. Oggi purtroppo non è stato così, ad oggi la classifica lascia molto a desiderare, anche se a quanto pare, come dire, le ambizioni rimangono intatte, perché in molti
in casa Cosenza, ritengono ugualmente l'organico come dire, attrezzato bene, qualitativamente superiore a quello dello scorso campionato. Cosa manca allora? Manca l'attenzione, a mio avviso, che c'era un anno fa, perché secondo me alcuni gol un anno fa il Cosenza non li avrebbe incassati, ma non è questione di uomini, non è questione di uomini, è semplicemente questione di approccio a quel momento particolare della partita. Se nella stagione 18-19 i rossoblù per 90 minuti e anche oltre avevano lo stesso grado di attenzione, quest'anno sembra che esistano dei blackout improvvisi, totalmente, e ne sono, come dire, testimonianza lampante, come hai detto tu, quel gol incazzato a Benevento, quello preso il 2-1 con il Pescara, caro Franco. Sì, sì. Cioè, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, perché poi me lo spiegherà Gianluca Cagliari. C'è una squadra che fino a 2 settimane fa aveva incassato 10 gol, che aveva una delle migliori difese del campionato. Allora la domanda che poi porrò, così ha tutto il tempo di preparare la risposta a mister Cagliari, ne becca 5 in 2 trasferte, 2 a Trapani, perché se il palo del Trapani va dentro perdi anche a Trapani, e 3 gol li becca ad Ascoli. Qualcosa non quadra. Ieri ho visto delle scene, tra virgolette, come diceva lui, di reparto dal punto di vista tecnico, insomma, onestamente io non vorrei dirlo, però mi è sembrata una squadra sicuramente nel secondo tempo non da Serie B, mancata la determinazione, mancata la grinta, mancata la volontà, mancata la passione di combattere i colori rossoblu. Poi faremo vedere anche una grafica del club anni 80, anzi Enzo Leonetti ci mandi il post così lo legge Stella Battaglia, perché gli anni 80 hanno appunto postato, eccolo qua Stella, puoi andarlo a leggere tranquillamente, vedi un attimo, molto garbati, però ha un senso questo post, vai Stella. I chilometri li facciamo per un amore incondizionato verso due colori che rappresentano la nostra più grande passione, società, allenatore e calciatori forse non hanno ancora ben compreso i sacrifici che un popolo intero sostiene per farli sentire in casa ovunque. È arrivato il momento di meritarci. È arrivato il momento di 80 meritarci, questo è un passaggio fondamentale. Avevi terminato? Sì. E allora diamo spazio ad Aldo Genova, poi andiamo a leggere qualche messaggio che ne stanno arrivando in tanti, giusto per dare il senso della situazione attuale. Ti vedo un po' perplesso, Aldo. No, perplesso no, ma è difficile, come ho scritto, digerire da tifoso una sconfitta di questa maniera, in questa maniera, e sono perfettamente d'accordo come l'ha descritta il mister Gagliardi. Però ha un'origine questa sconfitta, Franco. Queste sconfitte hanno un'origine, per chi il calcio lo ama, per chi il Cosenza lo ama. Termaco, Palmiero, Empalo non si sostituiscono facilmente, eppure avevamo l'occasione di tenerli questi giocatori. C'erano i momenti, perché non erano giocatori che si potevano tenere. Io ho visto il Parma come gioca il nostro centrale, ho visto Palmiero come gioca, Empalo cioè, questi giocatori erano, soprattutto a centrocampo e in difesa, erano qualcosa che difficilmente noi avremmo preso quei gol che abbiamo preso. Quindi vuol dire che veramente, me lo dico con tutta la stima, con tutto il rispetto, con tutta l'ansia che in questo momento proprio sono addolorato di vedere il Cosenza in Serie C. Noi oggi siamo in Serie C, terzo posto, siamo in Serie C. Vedere questo, ma noi che amiamo il calcio, in questa trasmissione abbiamo sempre detto che le squadre si fanno a giugno, luglio ed agosto. Io penso che queste sconfitte hanno un'origine più. Questa squadra non è più forte dell'anno scorso, come qualcuno ha pensato di dire. Questa squadra è molto più debole, anche perché ha un'altra caratteristica. L'anno scorso secondo te è più debole? Per me, secondo me, è più debole. L'anno scorso avevamo un alibi, eravamo una neopromossa. Quest'anno non siamo più una neopromossa. Quest'anno siamo una squadra che deve avere 2 cose essenziali: programmazione e obiettivi. Obiettivi di salvezza, obiettivi di stare a metà classe, obiettivi di andare ai playoff. Oggi siamo una squadra in Serie C. Questo purtroppo ci deve far pensare, ci deve far capire. E poi, Franco mio, fammela dire e chiudo, ma non si può mantenere un allenatore continuamente sulla graticola.
Perché questo allenatore è sulla graticola da più settimane e tu che sei un attento osservatore, tu che scrivi sul Corriere dello Sport e sei una penna importante di questa città da tanti anni, sai benissimo che quando l'allenatore si sente messo sulla graticola, purtroppo anche l'allenatore ha le emozioni, ha quelle cose che si scarica, probabilmente, perché quando Braglia dice ho una sola valigia sempre pronta, qualcuno mi vuole mandare a casa, hanno preso il direttore generale e noi non sappiamo nulla, ma che significa che c'è uno scollamento tra la società e l'allenatore e questo purtroppo lo si risente anche negli spogliatoi. Allora, perdere 3-2 quando tu hai una partita in mano, poi tu fuori casa sei una squadra che hai sempre fatto belle partite, poi tu vinci 2-0, è chiaro che devi ritrarre, però quando ti ritrai hai i contropiedisti giusti, che puoi fare gol in qualsiasi momento se ti metti a giocare perché la squadra deve cercare di recuperare i gol. Quando la squadra dell'Ascoli avanza e tu ritrai e quando vai incontro e tu non sai fare più un contropiede, cosa non funziona? Che cosa non funziona, caro mister? Se tu non riesci più a fare con i contropiedisti ti fai rispondere al mister sulla domanda Pierini, che gli ho fatto prima? Ti fai rispondere a Gianluca Gagliardi sul fatto che è una squadra che becca 5 gol nelle ultime 2 trasferte contro 2 squadre, vabbè, e l'Ascoli sicuramente è qualcosa in più, è stata costruita per un campionato diciamo di media-alta classifica, però insomma tutto rispetto per il Trapani, hai beccato 2 gol a Trapani e poi 3 ad Ascoli. Avevi una delle migliori difese del campionato. Quindi, mister, io sì, la domanda che ti pongo. Mi devo ricollegare a quello che ha detto Antonio, perché se ricordi bene è stata la domanda che io ho fatto a Trinchera la settimana, 15 giorni fa. Sì, via telefono. Chiedendo, confermando che il fatto che la rosa, quando parlo di rosa parlo di 18-20 giocatori che il Cosenza l'anno scorso non aveva, quindi sicuramente qualitativamente più importante rispetto a quella dell'anno scorso. Quello che io non intravedevo rispetto all'anno scorso era quella fame, quella voglia, quella cattiveria, ecco, l'essere contenti di trovarsi una categoria forse sperata, no? Anche per alcuni giocatori, che rendevano un giocatore diciamo da Serie C anche un giocatore da Serie B, perché senza giri di parole di questo si tratta. Quando questo giocatore probabilmente inconsciamente si siede o pensa di essere bravo, può commettere delle nefandezze come stanno succedendo. È inutile che non sta a me fare nome, perché qua non si parla di un giocatore o più giocatori, si parla di amalgama. Allora io adesso sento voi, io non lo so perché non vivo lo spogliatoio, non conosco queste problematiche, ma amalgama significa conoscersi bene in campo, al di là di quello che poi succede fuori, quindi capire, comandare, parlare, dirigere. Allora se devo dire ieri cosa ho visto 2 centrali che non parlano la stessa lingua, che comunque forse parlano la stessa lingua e quindi fanno a fare le stesse cose spesso e volentieri. Ci deve essere uno che usa la testa e un altro che si fa guidare dall'istinto, magari in una coppia ben assortita, ma come andare a trovare il pelo nell'uovo, perché ieri il Cosenza la partita l'ha fatta, io ho visto il solito Cosenza, non me ne voglia nessuno, cioè non ho visto una squadra diversa rispetto alle altre volte, sto vedendo, a differenza di, come ha detto Antonio Rispende, l'anno scorso, più errori a livello individuale, perché il gioco di Braglia si basa troppo sulle individualità, sia nella fase difensiva sia nella fase offensiva. Non è un gioco di squadra o di reparto, ma è un gioco di individualità, dove lui quando ha detto cambio modulo per tenere di più lontani, perché sa dei pericoli che corre, allora dici mi alzo un po', perché il 4-3, il 3-4-1-2, 2-1 qualsivoglia, era, non so se avete visto le immagini, Carretta entra e dice subito a Baez ci dobbiamo interscambiare sulla marcatura di Petrucci, che è quello che, ripeto, nessuno magari ci ha fatto caso, ma è quello che costringeva il Cosenza a scappare indietro, numero 1. Numero 2, in fase di possesso, quando si vince la migliore difesa è tenere palla. Noi non riusciamo a tenere palla, lui diceva vediamo di palleggiare. Sciaudone, che da un certo punto di vista è insostituibile, si sta trovando in una situazione imbarazzante perché è sempre al centro dell'attenzione. Ok, continuiamo dopo perché c'è... Mister, ti interrompiamo che andiamo in pubblicità, restate con noi, torniamo subito.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, seconda parte di Replay, se dalla regia ci mettono in contatto perché vorrei sentire una voce autorevole come quella dell'ex direttore generale della Lazio e della Regina Calcio Gabriele Martino, per vedere come se ne può uscire da questa situazione in cui si è cacciato il Cosenza, perché come diceva prima sia mister Gagliardi che lo stesso Aldo Cennome e il collega di Cosenza Channel Antonio Clausi, è una situazione molto molto delicata e qui naturalmente c'è una società alle spalle col presidente Guarascio, c'è un nuovo direttore generale, Luca Petrone. Lo vuoi leggere per favore se c'hai la strisciata, questo Luca Petrone? Speriamo di incontrarlo quanto prima, che sarà presentato alla stampa. Se non vado errato è stato presentato il giorno prima della partenza, no? Giovedì. Un ragazzo nativo di Acri, 44 anni, ecco, ce l'hai, possiamo andare a leggere. Sì, Luca Petrone è nominato direttore generale. La società Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di direttore generale al signor Luca Petrone. Petrone è nato ad Acri, in provincia di Cosenza, il 18 ottobre 1975. Ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio nel Perugia, per poi ricoprire il ruolo di osservatore della prima squadra in diverse società della massima serie, tra le quali il Genoa, il Catania, il Palermo e l'Inter. Approda da oggi in rosso-blu per mettere a disposizione del Cosenza Calcio le proprie competenze. Ok, questo è Luca Petrone, arrivano tanti messaggi, dice la società, direttori sportivi e mister, i giocatori devono chiedere scusa a quei tifosi presenti ad Ascoli che erano 400, probabilmente queste ultime partite perse sono frutto di alcune scelte sbagliate dell'allenatore. Poi andiamo avanti, cari amici, buon pomeriggio. Dice, ieri sul 2-0 si doveva gestire il vantaggio col palleggio a centrocampo e con azioni d'attacco per tenere lontani gli avversari dall'area di rigore del Cosenza. Purtroppo sì, un attimino, grazie. Non siamo stati capaci a farlo. Dice, per me è stato sbagliato il cambio l'uscita di Pierini con Dorazio. E abbiamo allora il direttore generale, il nostro amico Gabriele Martino, già Lazio, già Regina Calcio in Serie A, in Serie B per tanti anni, ora anche dirigente calcistico. Buon pomeriggio Gabriele, grazie per essere intervenuto. Buon pomeriggio a voi tutti. Allora Gabriele, oggi la trasmissione è centrata su questa situazione abbastanza delicata del Cosenza Calcio, si stava parlando, si stavano analizzando le cause di questa sconfitta appunto di ieri ad Ascoli. Il Cosenza vinceva, come saprai benissimo, per 2-0, poi si è spenta la luce nel secondo tempo, la squadra è rimasta negli spogliatoi, purtroppo ai noi, quindi è venuto fuori l'Ascoli, che c'ha, diciamo, una squadra organizzata bene, con Zanetti, ex allenatore del Sud Tirol, insomma, ha messo alle corde il Cosenza e è riuscito a vincere per 3-2. Ecco. C'è una situazione un po' delicata in città, i social, chi controbaglia, eccetera, ha sbagliato i cambi, alcuni giocatori che non hanno cuore, non hanno grinta, non mettono l'anima in campo. Penso che, insomma, dalla tua esperienza qualcosa sicuramente per un discorso propositivo e costruttivo per il futuro sicuramente la potrai dare a noi, ma anche a tutti i nostri telespettatori. Grazie. Io credo che sulla partita, sulla sconfitta, avete già detto abbastanza ed analizzato bene quella che è stata la gara. Certo, si è trattato di una sconfitta pesante non solo perché quando sei in vantaggio per 2-0 in trasferta magari ti aspetti di portare qualche punto importante a casa. Pesante anche perché le dirette concorrenti hanno vinto la Jugoslavia contro la Salernitana, lo Spezia contro il Frosinone, relegando così il Cosenza al terzultimo posto, con solo 2 punti di vantaggio rispetto alle ultime in classifica, Trapani e Livorno. Sì. È stata anche una sconfitta brutta per il modo con il quale è arrivato, frutto secondo me di errori evidenti da parte del reparto difensivo, che però trova probabilmente la causa maggiore in un episodio
io che ho visto la partita, in un episodio che è quello dell'inizio del secondo tempo, quando l'arbitro ha annullato dopo 3 minuti circa il gol ad Ardemagni, che sarà il gol del 2-2, subito all'inizio del secondo tempo. Ecco, forse quell'episodio, a mio avviso, ha creato eccessivi timori nella squadra e forse anche nel mister, tant'è che subito dopo, dal punto di vista tattico, il reparto difensivo è passato a 5, la squadra si è, secondo me, messa troppo indietro, ma soprattutto con una difesa quasi passiva, con difficoltà nelle ripartenze, e diciamo che da quel momento in poi l'Ascoli ha giocato quasi costantemente al limite dell'area del Cosenza, e quando ti abbassi troppo e non hai la capacità o la velocità nel ripartire, prima o poi il gol lo prendi, soprattutto se il reparto difensivo commette errori così come li ha commessi sia nell'occasione del secondo che sia nel terzo, commesso errori il reparto difensivo. Peccato perché ci sarebbe stata continuità nei risultati positivi, peccato perché comunque il Cosenza ha bisogno di credere nell'obiettivo che a questo punto della stagione non può non essere quello di una permanenza nel campionato di Serie B, evitando i play-out. Vediamo un attimo, direttore, se c'è un po' la prima di Stella Battaglia per il direttore Martino. Direttore, le pongo subito questa domanda. La chiave di svolta della partita girata a favore dell'Ascoli nel secondo tempo, secondo lei qual è stata? Ma lo dicevo un po' prima, c'è stato quell'episodio del gol annullato ad Ardemagni, sì, che secondo me ha creato queste paure, tant'è che la squadra da un sistema difensivo a 4 è passato a 5, si è abbassato troppo, e da lì in poi la squadra, che diciamo come concetto poteva anche essere giusto, cioè dire quello di aver notato da subito una difficoltà nell'affrontare a centrocampo l'Ascoli, per cui mi copro soprattutto nelle zone esterne aggiungendo Dorazio sulla corsia di sinistra. Il concetto poteva essere giusto, sicuramente però all'atto pratico si è rivelato. Ma l'ha detto anche Braglia, direttore, a fine partita ci sono delle cose che un allenatore fa, a volte vengono bene, a volte non riescono bene. Ieri non è riuscito. Con l'onestà intellettuale che lo contraddistingue, sì, voglio dire, sa benissimo che l'errore è umano e che possono anche sbagliare gli esperti. È vero. Sentiamo Antonio Coso e poi Aldo Cenova, vai. Siccome lei è un navigato, avrà vissuto durante la sua carriera situazioni così precarie, per una classifica così precaria, secondo lei qual è la medicina giusta in questi momenti per cercare di salvare questa barca che purtroppo è in grande difficoltà? Certamente non quella di mettere sulla graticola un allenatore come Braglia. Assolutamente. Io auguro che a nessuno dei dirigenti del Cosenza possa passare per la testa che il problema possa essere allenatore, non solo perché voglio dire, si tratta di un allenatore esperto che a Cosenza è riuscito a vincere il campionato, che l'anno scorso ha portato a termine una salvezza, voglio dire, anche facile, e che non dimentichiamo che quest'anno Braglia ha dovuto cominciare il campionato, addirittura la preparazione pre-campionato con grosse difficoltà,
E queste non sono cose che si improvvisano, la Serie B non è qualcosa che si improvvisa, ha avuto un reparto arretrato, cioè non ci dimentichiamo che dietro il Cosenza ha perso qualche uomo importante tipo Dermacu. L'ho detto prima io. Sentiamo Antonio Claus che il tempo stringe. Antonio. Direttore, io volevo guardare invece più a sud, buon pomeriggio innanzitutto, che effetto le fa rivedere il Granillo pieno e l'entusiasmo a Reggio che cresce? Questo mi fa enormemente piacere, perché la città aveva di necessità di ritrovare l'entusiasmo calcistico che nei tempi passati ha accompagnato anche una crescita generale della città. E poi si sa, quando sei davanti, quando sei in testa alla classifica, pur sei in Serie C, il pubblico gremisce gli spalti, per cui ecco, il vedere poca gente in tanti campi di Serie B e vederne tantissima invece a Reggio Calabria, dico che è lo stesso come è successo a Cosenza quando ai playoff di 2 anni fa si è scatenato l'entusiasmo tra i tifosi del Cosenza che gremivano gli spalti. E quando sei in testa alla classifica la gente ti segue, quando fai fatica, come la sta facendo il Cosenza in questo momento, purtroppo la gente, piuttosto che capire che quello è il momento che deve stare più vicino alla squadra, più vicino al tecnico e più vicino alla società, magari presa dalla delusione invece si allontana dallo stadio. Ok, non so se c'è qualche altro che vuole intervenire, mi pare che il direttore è stato abbastanza chiaro. Grazie direttore, speriamo bene, speriamo di sentirci in qualche altra occasione. Per la partita delicatissima. Sì, con lo Spezia, poi ne parleremo nell'ultima parte perché è uno scontro praticamente diretto per la salvezza. Grazie della disponibilità. Buon proseguimento. Grazie, arrivederci. Grazie. E allora, che cosa vogliamo dire di quello che ha detto fine? Testè il nostro amico Gabriele. Ha riassunto tutto con la solita esperienza. Poi c'è una domanda, mi pare, per Antonio. Il direttore Martino ha fatto un'analisi perfetta, finendo nel dire appunto che non si deve creare allarmismi, chiaramente si deve un attimo valutare la situazione, ma senza esagerare nei giudizi o prendere decisioni affrettate. E sono d'accordo pure io su questo, senza prendere decisioni affrettate, senza essere molto cauti nei giudizi, grande cautela, lo dicevo all'inizio. Antonio, tu di che... o meglio, c'è prima Stella che deve porti una domanda. Vai Stella. Sì, Antonio... Devo avere paura, Franco? Non lo so, guarda, io te ne avrei fatto un'altra, non la so. Allora Antonio, secondo te si è rotto qualcosa nello spogliatoio del Cosenza Calcio? Se così fosse, in questi casi come si esce da questa situazione? Guarda, io non vedo il perché si debba rompere qualcosa. Cioè, nel senso che... No, siccome questa è una domanda che ci hanno posto anche un sacco di tifosi perché sono un po' preoccupati, allarmati. Allora, la colpa è di Braga, la colpa è di quella, la colpa è lo spogliatoio, poi se ne dicono tante, come ho detto io, si ingrandisce poi. Quando le cose non vanno bene, A, si cerca un colpevole, B, si cerca una motivazione. Però magari il calcio è molto più semplice di quello che si pensi. E qui cito l'amico intimo del mister Massimiliano Allegri, quando diceva che il calcio è elementare, nel senso che ci sta che un calciatore faccia degli errori, magari anche in ripetizione, e le partite si perdono per quegli errori. Non c'è, a mio avviso, uno spogliatoio rotto o che remi contro l'allenatore, perché io ho sentito anche questo. Anche i social, io sto leggendo i social. Se dovesse esserci, io chiedo perché. Cioè, qual è il motivo per cui bisogna andare contro l'allenatore o remargli contro? Nel senso che chiunque è in organico ha avuto possibilità di esprimersi, minutaggio giusto a disposizione, chiunque ha avuto le proprie chance. Quindi non esistono calciatori che sono stati messi in naftalina a prescindere. Quindi tendo a scartare una questione, scusate, una questione di natura, come dire, di utilizzo, ecco. E quindi la mia risposta è no, secondo me non c'è uno spogliatoio rotto. Okay.
Allora, vediamo un attimino con Aldo. Aldo, però non rinvanghiamo il passato, cerchiamo di essere, come dicevo, propositivi per il futuro, perché qui ci scrivono tutti, cioè c'è una tifoseria non solo della città di Cosenza, ma anche della provincia, che tiene tantissimo a questa squadra, lo ha detto anche Gabriele Martino, per carità, bisogna mantenere la categoria a tutti i costi, quindi cerchiamo di non essere disfattissimi, ma di preoccuparci per il futuro, e da questa trasmissione, se possono partire degli input positivi, eccoci Antonio. Un attimo, giusto, prego, no, volevo dire, Antonio, fammi terminare, altrimenti poi io vado a braccia, poi essere propositivi per il futuro, perché qui nessuno vuole perdere, ad iniziare dal Presidente Guaraccia e dalla società, questa Serie B. Cominciamo a dire che... Scusami, fammi finire, Antonio? No, dicevi, hai nominato Gabriele Martino, lui si è focalizzato molto su un passaggio che per me è significativo. Quando dice, mi auguro che nessun dirigente valuti l'esonero di Braglia, in queste ore è quello che sostanzialmente è avvenuto, sì. Perché a Piero Braglia è stato recapitato... Questo praticamente ti costa questa situazione? In che senso? Cioè, sei al corrente di questa situazione? No, io è normale, non parlo per... Perciò ti dico, hai approfondito, sì, ecco, hai approfondito. Cioè, al mister è stato... Io sapevo che c'era una riunione. Il mister stava allenando regolarmente, quindi è stato recapitato un messaggio in cui non è in discussione. Benissimo. È chiaro che se poi si perde 3-0 le cose possono cambiare, giusto? Vabbè, ma è il calcio. Però il messaggio che è stato recapitato in maniera compatta dal club, e per club io intendo a questo punto presidente, direttore generale, direttore sportivo, Piero Braglia, è quello di continuiamo con te. Benissimo, quindi stavo dicendo, chiarisco subito, non penso che il conduttore, il mio amico Franco Segreto, per quanto riguarda disfattisca, non è riferito a me. Ci sono un sacco di messaggi perché c'è un mare di messaggi che praticamente sono molto preoccupati, perché allora rispondevo anche agli amici. Se c'è una persona preoccupata in questo momento per quello che sento io qui, per il Cosenza sono io, per cui, quindi ma lo siamo un po' tutti, anche gli addetti ai lavori. Io parlo per me, ognuno parla per sé, io sono tifoso. Aldo, ma era un discorso, poi ti faccio vedere i messaggi. Però è chiaro che sentendo Gabriele Martino, mi pare che Gabriele Martino non ha fatto anche cenno a qualche errore che si è trovato, per cui la situazione che si è venuta. Quindi chiudiamo qua. Noi che siamo una trasmissione che ha centinaia, migliaia di telespettatori e che dobbiamo essere sempre propositivi per la nostra squadra, però abbiamo l'obbligo morale nei confronti di tutti di dire purtroppo la verità, che gli errori del passato non devono più essere fatti, per cui noi io sono convinto che ci salviamo, vedi come sono positivo, però che io dico che questa squadra a gennaio va rafforzata e che questa squadra è più debole dell'anno scorso, questo non significa essere realisti. No, non era riferito a te. Il realismo, era riferito al discorso ho capito, Franco, però della cautela del mister. Però lo devo chiarire perché i tifosi ci ascoltano, Franco. Ma perché devi prenderla con te stesso, scusami? Come? Perché devi prendertela con te stesso? No, io me la prendo, io devo chiarire. Io ti sto leggendo un mare di messaggi che la gente è preoccupata. Io pure. E alcuni dicono che deve andare via il presidente, deve andare via Braglia, deve andare via. Allora non bisogna buttarla qua con ma tu non sei preoccupato, Franco? Tu non sei preoccupato, bisogna fare di tutto per essere positivi. Però preoccupati non significa che noi dobbiamo essere sottacere gli errori che sono assolutamente, ma non ha mai detto questo. Scusa, ho finito. Non ho mai detto questo, ci mancherebbe altro. Io personalmente penso che questa squadra... Ma mi fa piacere che io e te ci scontriamo, sai perché? Perché abbiamo tutti e due i capelli bianchi. Tu la vedi in un modo, io la vedo in un altro. Abbiamo un modo, abbiamo mi fa piacere alla grande. Noi abbiamo nel sangue il Cosenza e te, Franco, che è diverso dalle cose degli altri. Tu sei un grande giornalista, però sei un grande tifoso pure. Ci mancherebbe altro. Allora, siccome io sono uno che non me la tengo la cosa, ti dico che in questo momento dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare tutti qua. Però fare squadra non significa che il Cosenza deve essere tacciato di chissà che cosa. L'allenatore non si tocca, l'allenatore ha bisogno di giocare. L'unica colpa che io addebito a Braglia, io sono un tifoso di Braglia, che Braglia probabilmente a giugno o a luglio dovevo fare un'altra cosa, con 13 giocatori, dire, signori me ne vado perché non posso stare con 13 giocatori, punto. Antonio, grazie. Ti chiedo, Franco, non lo so se siamo in pubblicità, possiamo andare, perché mi fa piacere che con lui ci sia hai il polso dell'ambiente, voglio capire una cosa: se il Cosenza a fine stagione dovesse conquistare una salvezza tranquilla, ok? Ci sarebbe o meno soddisfazione? Riguardo all'ambiente, riguardo al personale? Riguardo alle aspettative iniziali.
Cosa si salva? Noi siamo partiti sempre per un discorso Ma di cosa si obiettivo salverà? salvezza, è chiaro che sono soddisfatto, sarò soddisfatto. Quindi saremo soddisfatti. Ok, caspita. è normale. Ma infatti io credo anche in quello che ha detto Braglia, è chiaro che poi se lui commette gli errori in campo, ieri per esempio a Braglia glielo dirò anche in conferenza, non ho gradito il discorso della sostituzione di Pierini, che era l'unico che ti poteva dare, a mio avviso, qualcosa con la ripartenza, con Dorazio, perché hai provato da un mese e mezzo la difesa a 4, ti schiera a 5, in fase difensiva quando vedi che l'Ascoli, come ha spiegato adesso Gianluca Gagliardi, ti attacca con tanti uomini e lì probabilmente qualcuno è andato in tilt. No, io ti faccio questa domanda perché è quasi come se il Cosenza, al pari della Cremonese o dell'Ascoli, dovesse lottare per qualcosa in più, Però, scusa, e si trova invischiata in qualcos'altro. Invece il Cosenza deve salvarsi. Obiettivo salvezza, quello è però l'obiettivo. togliamoci dalla testa perché la situazione è quella che è. voi vivete la situazione sicuramente molto più giorno per giorno. giornalmente. Io però da quello che ho letto e sentito 15 giorni fa dall'intervento del direttore sportivo è che le aspettative devono essere quelle di migliorare la posizione dell'anno scorso, che era di 10 Vabbè, ma pure il Napoli doveva migliorarla. No, scusami Franco, no, per l'onore di cronaca, perché poi se bisogna fare la critica bisogna farlo così, allora capire qual è il pensiero della società, perché se il pensiero della società o comunque del direttore sportivo era quello di migliorare la posizione dell'anno scorso, o deve dire ci vuole del tempo perché la squadra è partita in ritardo, ci sono 7-8 giocatori nuovi eccetera eccetera, oppure deve evidenziare che ci sono delle lacune, se no ci prendiamo in giro, perché la salvezza il Cosenza come potenzialità ce l'ha, ma sappiamo benissimo, voi più di me storicamente, le scivolate, per chiamarle così, del Cosenza sono state fatte con squadre importanti, non quando eravamo più scarsi dell'avversario, perché si crea quella psicosi del risultato, della mancanza del risultato, quindi della critica, e invece non si pensa all'aspetto puramente tecnico. E ripeto, e chiudo, il Cosenza ieri non ha avuto una debacle, la debacle è quando tu prendi 3 gol, non partecipi alla partita, no, il Cosenza ha partecipato. Ha partecipato per i primi 30 minuti. No, siamo in pubblicità, scusami dopo. Allora, vai Stella. Andiamo qualche minuto in pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, terza ed ultima parte di replay per questo lunedì 25 novembre 2019, c'è un'ultima domanda da parte di Stella per mister Gagliardi e poi andiamo a vedere un attimo quello che è successo tra Benevento e Crotone. La prossima volta gliela faccio. Benissimo, vai Stella. Ok. Qui siccome arrivano tanti messaggi l'abbiamo racchiuso in un unico messaggio per Stella per Gagliardi, vai. Mister Gagliardi, come si può uscire dalla situazione del Cosenza in questo momento molto ma molto delicata? Parliamo della zona retrocessione? Io prenderei la squadra con un pullmanino, la porterei a mangiare una pizza e penserei ad altro, oggi e domani. Quindi fare un po' gruppo, sinergia, fare un assolutamente uscire da quello che possono essere queste discussioni che alla squadra non devono toccare, specialmente perché penso e sono sicuro, come ha detto Antonio, che all'interno lo spogliatoio è sano, che non è una questione di problematiche interne. C'è un problema mentale secondo te? Ma secondo me è uscito fuori, no, ti volevo fare io questa domanda, io ho paura invece che si sia creato un qualcosa che in realtà non esiste e che deriva dal fatto di una figura che è il Presidente, che continua ad essere quello che è sempre stato, non è che sia cambiato il Presidente, almeno per quello che vedo o sento io, da un'aspettativa che magari è andata oltre quelle che doveva essere, diciamo con molta umiltà, il cammino del Cosenza, perché ripeto si è partito in ritardo, di conseguenza si possono avere queste difficoltà. Terzo e non ultimo, io devo ribattere che ci sono giocatori che devono ritornare ad essere quei giocatori di Serie C che con grande umiltà si devono riaffacciare in questo panorama calcistico che è un po' più importante. Antonio, sei d'accordo su quello che ha detto il mister? Completamente d'accordo, perché... Ecco perché mi hai fatto la domanda tu. Ma tu se mi dici oggi come oggi, alla 13ª Franco la salvezza, ma io vado a San Francesco di Paola. Però io non vorrei che anche una salvezza ottenuta oggi dal Cosenza in queste condizioni poi fosse scambiata per una diminuzione.
No. Ma da chi? Dall'ambiente, dici? Dall'ambiente. Ho capito quello che dici. Hai capito tu. che voglio dire? Sì. Cioè, perché per quanto mi riguarda il Cosenza in Serie B è un patrimonio Ma l'abbiamo detto. infinito. Ecco perché siamo qui, per cercare praticamente di sollecitare chi di competenza a fare gruppo, a fare sinergie, e cercare di uscire fuori dalle sabbie mobili. Certo, noi non possiamo andare in campo, ci mancherebbe altro, però il nostro contributo comunque lo dobbiamo dare, che sia un contributo naturalmente propositivo. Quando, tu ti ricorderai sicuramente, quando il Cosenza doveva tornare tra i professionisti, con Toscano in panchina e Mirabelli direttore generale, come no. Ti ricordi quando il direttore generale Mirabelli chiamò tutti i giornalisti nella saletta e disse dobbiamo fare Quadrato? Te lo ricordi? Come no? E da lì poi c'era pure Marco, mio figlio, come no? credo che sia la stessa situazione in questo caso, Franco. Cioè l'ambiente deve stare compatto perché la Serie B è troppo importante. Sentiamo Aldo e poi passiamo al Crotone. Io mi allaccio a quello che diceva il mister. Oltre a quello che diceva il mister di portarli in una pizzeria per 2 giorni, io gli farei vedere in quella pizzeria mentre mangiano la partita con la Cremonese, in casa, caro mister, perché quella partita deve essere da esempio per ripartire con lo Spezia, perché noi con la Cremonese in casa abbiamo dimostrato che il Cosenza sa giocare al calcio, abbiamo fatto abbiamo la Cremonese, l'abbiamo annichilita, e quindi se dovessimo partire da quella partita con la Cremonese in casa venerdì faremmo veramente e quella partita bisogna farla vedere spesso per questi giocatori per incentivare che vanno in o eventualmente esatto. Se è una questione di stimoli ci può stare tutto, però vedi Aldo, io penso che la Serie B è bella e strana per questo motivo. Ogni partita ha una storia a sé, la prima può vincere, può perdere contro chiunque, sta succedendo anche quest'anno. Sì. Il livello è abbastanza, il campionato è abbastanza livellato, pertanto io ritengo che ancora una volta la differenza la farà la fame. Quella che stanno avendo Pisa, stanno avendo Pordenone, stanno condonando quella che abbiamo avuto noi l'anno scorso, per certi versi l'anno scorso, perché dopo 15 anni si era ritornato in Serie B, il Cosenza aveva una certa fame. Sempre guidati dall'entusiasmo della tifoseria. Antonio, vuoi aggiungere qualcosa? Sei preoccupato pure tu o no? Certamente. Tu che c'è un po' il polso anche della situazione. È certamente che io sia preoccupato guardando la classifica. Sono fiducioso, ma quello lo siamo tutti. Cioè, nel senso quindi che, vedi come me il bicchiere mezzo pieno, insomma, per forza, la salvezza. Altrimenti non vivremmo più, Franco. Cioè, quello è sportivamente parlando, io dico. Quando il mister sottolinea che serve comunque avere fame, questa fame deve partire dall'alto. La fame nei fatti e nelle azioni quotidiane, anche estive, come diceva prima Aldo, deve essere dimostrata alla piazza, che deve captare determinati segnali. Quest'estate, Franco, che cosa abbiamo captato? Perdona. Sì, ho capito quello che vuoi dire. Perfettamente. Quando noi stiamo facendo un ragionamento di livello alto, nel senso che non stiamo mettendo sulla cosa qualcuno, stiamo dicendo che purtroppo ci sono. Allora questo Cosenza, se per salvarsi deve fare Quadrato, per fare Quadrato ci vuole un allenatore, Braglia deve avere la fiducia della massima della società, non bisogna soffiare che arriva Castori, che arriva Marino, che arriva non so chi altro, bisogna dare fiducia a Braglia, perché Braglia assieme al presidente, al direttore sportivo e al direttore generale nuovo, speriamo che poi riusciremo a conoscere, facciano Quadrato e dicono ai tifosi andiamo al campo venerdì a tifare, perché il Cosenza se venerdì vince con lo Spezia si mette di nuovo in carreggiata e farà di nuovo un campionato. C'è la Stella che voleva invitare per venerdì i tifosi contro lo Spezia alle 9 di sera. Invece pensare che con lo Spezia abbiamo già vinto, perché sai che si vincita prima della partita che abbiamo perso ieri, che noi potevamo sperare ai playoff, signor, ci dobbiamo prima salvare. Benissimo. Allora, introduciamo subito il Crotone. Dicevamo che il Crotone ha perso per 2-0 a Benevento. Se siamo pronti dalla regia, andiamo a vedere gli highlights e poi ascolteremo Giovannino Stroppa quello che ha detto. 2-0 a Benevento. Vai. Un attimo, sta per arrivare Stella, nel frattempo, visto che ti ha detto Aldo, invitiamo tutti i tifosi a venire venerdì sera allo stadio. A venire venerdì a vedere la partita Cosenza al Marulla, Spezia. Cosenza Spezia. Ok, vediamo se siamo pronti per il Crotone.
Il Crotone si ferma a Benevento e dà il via libera alla capolista che va in fuga. Un successo importante per i campani che si mostrano solidi e concreti. Emergenza in difesa per Inzaghi, Stroppa si affida al collaudato 3-5-2 con Messias a supporto di Simi. I padroni di casa partono forte e Schiattarella dentro per la spizzata di Insigne che rimpalla sulla testa di Mazzotta indirizzando sulla traversa la sfera, un brivido sulla schiena di Cordaz. Resta nel metà campo avversario del Benevento e la sblocca grazie alla penetrazione di Viola, steso in area da crociata. Fornò non ha dubbi ad indicare il dischetto. Dagli 11 metri per il primo penalty stagionale c'è lo stesso Viola che spiazza Cordaz. Provano a reagire subito gli ospiti dagli sviluppi di un corner con la conclusione da fuori di Molina. Poi i giallorossi si affacciano ancora in avanti con la percussione solitaria di Coda che vince un paio di rimpalli e arriva stanco alla conclusione. Risponde il Crotone dalla destra sul secondo palo per la corrente Mazzotta che manda fuori al volo col piattone. Nella ripresa i giallorossi si compattano, Stroppa mette dentro tutto il potenziale offensivo delle panchina, non trova spazi però la squadra pitagorica che alza comunque il baricentro. Nel finale ci prova Mustacchio che trova finalmente la via per andare a calciare ma Montipò è attento a coprire il siluro dell'esterno rossoblù. La può chiudere Coda tu per tu con il portiere ma spara addosso a Cordaz. Dopo di lui ci prova Armenteros in contropiede rimontato proprio sul più bello. Praterie però nel forcing finale per il Benevento che allo scadere vengono sfruttate dai Sanniti, Coda, Tello e Improta che stoppa e non lascia scampo col sinistro per chiuderla. E allora il Crotone tutto sommato ha pure giocato una discreta partita. Vediamo Giovannino Stroppa si è lamentato perché la sua squadra è mancata negli ultimi 16 metri. Non è stata precisa, è mancata diciamo forse nell'ultimo passaggio, nella battuta a rete. Sentiamo quello che ha detto Giovannino Stroppa, grazie. Sta per arrivare, mister, così poi andiamo a presentare. 2-0, 3-0 non conta niente perché poi alla fine giocavamo palla su palla, abbiamo rischiato tantissimo, ma proprio per avere l'esasperazione per la ricerca del pareggio. Quindi si poteva rischiare di farlo, si poteva rischiare di prenderlo. Poi in mezzo c'è una partita giocata secondo me molto bene, siamo mancati negli ultimi metri e anche nelle palle da fermo. Sicuramente potevamo essere molto più bravi. Poi per il resto solita partita contro una signor squadra che poteva farti gol in qualsiasi momento, però l'abbiamo limitata tantissimo, quindi non posso dire niente ai ragazzi se non quello di negli ultimi metri di poter voler portare a casa un risultato diverso. Io sono d'accordo su questa disamina, assolutamente una buona partita che potevamo fare sicuramente meglio, perché quando parlo degli ultimi metri si parla di personalità, di qualità, non è soltanto di piede, non è soltanto tecnica, ma è proprio voler fare qualcosa di incisivo. Ok, voler fare qualcosa di incisivo, ve l'avevo anticipato io, si lamenta negli ultimi 16 metri perché sia Simi sì, è vero, perché crociate eccetera, questa volta non sono stati determinate come in altre occasioni. Tra il primo che poi lo stesso Messias insomma che ci ha provato e la chiusura del risultato, il Crotone la partita l'ha fatta, e lo dicono i numeri perché dal possesso al numero di tiri in porta, di corner, palle inattive, il Crotone ha avuto nettamente la meglio sul Benevento, che da squadra navigata qual è ha gestito per ripartire creando poi le azioni più pericolose. Sì, fa specie che il Crotone non realizzi perché io ritengo che ha uno degli attacchi più importanti della categoria, perché avere Vido e Maxi Lopez fuori, perché c'è Simi e c'è quell'altro Messias che potenzialmente è un giocatore da A, il giorno in cui riuscirà a vedere la porta e a fare gol non ci saranno dubbi che sarà un giocatore importante nella massima serie. Antonio, che mi vuoi aggiungere tu per quanto riguarda il discorso Crotone? Mi dicevi a telecamere spente è molto più forte il Crotone dell'Ascoli. Secondo me sì. L'Ascoli ha perso 3-1 a Crotone, ma poi non l'avevo visto bene l'Ascoli a Crotone. Nemmeno io, però è la qualità del gioco del Crotone che mi fa come dire, sperare per il meglio. A differenza del Crotone, però l'Ascoli in avanti, soprattutto ha giocatori che credo che come Scamacca l'anno prossimo militerà nella massima serie, giocatori come Ardemagni che sono elementi che in questa categoria hanno fatto probabilmente la storia recente della Serie B, talenti come Ninkovic che fino a una stagione e mezza fa giocava titolare da trequartista nel Genoa in Serie A, da Cruz, un calciatore che voleva anche il Cosenza quest'estate e che ha preferito giocare ad Ascoli. Sono elementi che
a differenza magari di quelli che ha il Crotone, e ne ha anche, però possono decidere da un momento all'altro l'esito di un match, e purtroppo lo hanno fatto ieri da soli. C'è una novità per quanto riguarda il Livorno, sembra che sia lì per essere esonerato, come dicevamo in apertura, il tecnico Breda. Si fanno molti nomi. Paolo Tramezzani, già giocatore del Cosenza, sembra essere in vantaggio sia su Di Biagio sia su Pillon e su altri allenatori, ma ce ne sono tanti, c'è Cosmi, c'è Marino, c'è Novellino, insomma Bisoli stesso era stato fatto. Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Va bene, allora Stella Battaglia, andiamo a vedere il prossimo turno della Serie B, così introduciamo subito questo anticipo di venerdì sera delle 21 a Cosenza al San Vito Marullo tra Cosenza e Spezia. Enzo Leonetti, andiamo con la videata, grazie, prossimo turno. Avremo quindi venerdì Cosenza Spezia Alle 21? alle sì. 21, poi troviamo Cremonese Livorno, Crotone Cittadella, Ecco, Crotone Cittadella. Frosinone Empoli, Perugia Pescara, Pisa Pordenone, Salernitana Ascoli, Trapani Chievo, Venezia Benevento, Virtus Entella, Juve Stabia. Allora, mister Gagliardi, naturalmente ci focalizziamo su Cosenza Spezia, che è l'anticipo di venerdì prossimo, e sarà anche, oltre che su DAZN, su Rai Sport, perché la Rai ha preso i diritti, come tutti sanno, dell'anticipo del venerdì, con inizio alle ore 21 al San Vito Marullo, venerdì Cosenza Spezia. Spezia che ieri sera nel posticipo ha battuto per 2-0 il Frosinone di Nesta. Alla pancia piena? Sì, sì. Speriamo. Sì, non sta avendo una continuità di risultati, e soprattutto le aspettative erano diverse, perché lo Spezia... Anche lì Italiano era stato messo in discussione, eccetera, poi si sta riprendendo, si è ripreso ieri definitivamente con questo doppio vantaggio contro Nesta, che Nesta è in difficoltà, ha preso 2 pali, però è uscito sconfitto. La formazione del Frosinone credo che sia... Diciamo che lo Spezia ha un organico degno della B da medio-alta classifica, perché annovera giocatori qualitativamente importanti come i fratelli Ricci, annovera giocatori di esperienza quali Mora e l'attaccante Bidawi. L'altro, quello diciamo che sono tanti anni. Antonio, viene in soccorso dell'attaccante, quello alto, ben messo fisicamente, a Gudjonsen, ha giocatori importanti. Anche Gudjonsen che ieri ha segnato, Esatto. Ieri ha segnato l'islandese. Non sta avendo una continuità di risultati, in alcune circostanze è stato sfortunato nel ottenere il massimo risultato. Io penso che sia la partita giusta, perché in questo momento ci vogliono partite del genere, scontri, ecco, tra virgolette, diciamo fratricida, perché il momento è importante per entrambi. Può essere una partita, ecco, di rilancio per Bidawi, tu parlavi di Giassi. Giassi, no, Galabinov, l'altro. Galabinov in questo momento non c'è, infortunato, nemmeno ieri era in panchina. No, io parlavo della rosa perché comunque è una rosa importante. C'è Ragusa in panchina, Marchizza, esatto, quindi insomma, tanta roba che fa pure panchina. Tanta roba, e questo lo vorrei ricordare ai nostri tifosi. Così come ricordiamo ai nostri tifosi che sarà squalificato Idda, non ci sarà Idda perché era in diffida, e ieri ha rimediato l'ennesimo cartellino giallo, quindi torna Capela dalla squalifica, ma non ci sarà Idda. Starà a Braglia a capire quale sarà il miglior atteggiamento, e poi in funzione di questo scegliere gli uomini adatti. Ripeto e chiudo, lo Spezia è una squadra tecnicamente valida, che va aggredita, e va aggredita con il massimo della cattiveria agonistica, perché alla base ci deve essere sempre la cattiveria agonistica. Sentiamo Antonio Clausi, come presenterete voi di Cosenza Channel in questa partita, l'invito ai tifosi, perché in questo momento... Quello sicuramente, ma io... È uno scontro diretto per la salvezza, è uno scontro diretto per il momento per la salvezza. Non dimentichiamoci di una cosa, questo, tornando al discorso della fiducia di cui sopra, sì. Quando Braglia è stato per qualche ragione in discussione, alla fine, finora chiaramente, ne è uscito fuori. Io ricordo l'anno scorso, dopo la pausa, la gara di Crotone. Sì, sì. Ti ricordi, Franco? Si diceva probabilmente Braglia, se perde a Crotone, viene messo in discussione. Dall'inizio l'epopea del Cosenza del torneo 18-19. Quest'anno è la stessa cosa. C'erano dei rumor, prima di Cittadella, con la Cremonese. È riuscito Braglia a infondere alla squadra quel suo carattere. Ma noi non stiamo facendo una, come dire, una lavata di faccia al tecnico, perché ha sbagliato anche lui, ha commesso degli errori, li abbiamo riconosciuti nelle pagelle. Ma l'ha riconosciuto pure lui ieri, l'ha riconosciuto pure lei ieri nel fine partita. Io sono fiducioso che
anche contro lo Spezia il Cosenza possa trovare un successo pieno in maniera tale da poter voltare pagina. A 15 punti cominceresti no, 15 a respirare. punti comunque sono pochi, Franco, parliamoci chiaro, 15 punti sono anche... Però mancano 5 partite, potresti girare 21-22, ci puoi arrivare a quella cifra, assolutamente, doppia cifra. Però è una di quelle partite in cui tu devi vincere. E c'è la pressione, e questa volta c'è davvero. Devi stare attento alle ripartenze, perché come diceva mister Gagliardi ci sono giocatori fortissimi, da Bidoué a Giassi, c'è gente che praticamente riparte e va a 1000 all'ora, i fratelli Ricci, Mora in mezzo al campo. Io in virtù dei precedenti Capradossi al centro della difesa. È una formazione importante. Allora Aldo Cendamo, che cosa mi vuoi dire tu di questa partita? Ma l'ho già detto prima, deve ricombattarsi. Se c'è bisogno di ricombattarsi, farsi una bella chiacchierata, mettersi attorno a Braglia il presidente, il direttore sportivo, i calciatori, far capire che la Serie B è un patrimonio che il Cosenza assolutamente non può perdere, che i tifosi hanno necessità e che ci sia soprattutto da parte dei tifosi il massimo tifo. Contro lo Spezia dobbiamo essere lì veramente tantissimi a tifare, anche se c'è la televisione non ce ne frega niente, ma dobbiamo andare al campo perché il Cosenza, i calciatori hanno bisogno di sentirsi l'afflato, la vicinanza dei tifosi. Se questo ci sarà, se partiamo da quella partita con la Cremonese, che è stato uno spettacolo vederla, quello è l'esempio da dare in casa, probabilmente lo Spezia se ne andrà a casa con una bella bastonata e da lì ripartiamo di nuovo. E giustamente, come diceva Claudio, mi ricordo quando prima della partita della Cremonese il Braglia sembrava che dovesse essere, dice, perda con la Cremonese, invece con la Cremonese sono usciti fuori gli attributi, perché questa squadra, come dici tu, deve togliere fuori gli attributi, deve essere cattiva in campo, Franco, agonisticamente parlando, e fare risultato, perché qua a 15 punti ti metti in una situazione, secondo me, che poi alla fine i 21-22 punti potrei farli, ci mancano 5 partite, Franco, questa è la mia impressione. Contro il Cittadella, anche questa mister è una bella partita, Crotone Cittadella. Poi Cittadella andiamo alla Serie C. È sempre una brutta carta. Una brutta carta, il Cosenza però ci ha vinto 3-1, guarda caso. Guarda Te lo ricordi col secondo tempo? Le cose che sono strane. Come sta nel calcio. Ok, allora andiamo a vedere subito la Serie C, i risultati e la classifica, vediamo i gol della Regina contro il Rende, perché come tutti sanno non si è giocata per il maltempo la gara tra la Vibonese ed il Catanzaro, è stata rinviata appunto a data da destinarsi. Vai Stella. Avellino Rieti 3-1, Bari Teramo 1-1, Bisceglie Paganese 2-2, Catania Casertana 1-1, Cavese Monopoli 1-0, Picerno Sicula Leonzia 1-1, Regina Rende 4-1, Ternana Viterbese 2-1, Vibonese Catanzaro rinviata, Francavilla Potenza 3-4. 7 gol in questa partita da Francavilla col Potenza. Andiamo a vedere la classifica generale, sempre al comando la Regina naturalmente. Al comando troviamo la Regina con 40 punti, a seguire Potenza, Ternana con 33, Monopoli 31, Bari 30, Catanzaro 24, Teramo 23, Casertana 22, Viterbese 21, Catania 21, Vibonese 20, Cavese 20, Francavilla 19, a seguire Paganese, Picerno Avellino con 17 punti. Troviamo dopo Sicula Leonzia 11, Bisceglie 11, Riete 11, chiude la classifica Rende con 10 punti. Ok, allora abbiamo visto la classifica generale, chiude il Rende che ha perso 4-1 a Reggio Calabria contro la Regina, che è ormai capolista lanciata verso la Serie B. Andiamo a vedere i gol, Enzo Leonetti, grazie. Dovremmo avere i gol. In attesa della data del recupero di Vibonese Catanzaro, la Regina si gode del primato sempre più solido, con un vantaggio salito a 7 punti sulla seconda in classifica, che questa settimana è il Potenza, già perché alle spalle degli Amaranto si alternano le inseguitrici, sempre più distanti e sempre meno continue rispetto alla capolista. Dopo la gita a Rieti, la squadra di Toscano ha affrontato il Rende con lo spirito giusto, attaccando e creando le occasioni per sbloccare la gara e restando unita nei momenti di maggiore difficoltà, dopo la rete dei biancorossi diventata gol della bandiera. Nel finale, quando i padroni di casa sono riusciti a dilagare. Ok, abbiamo visto i gol, lo ringraziamo Gianluca Pasqua che ce li ha montati in un battibaleno. Allora, mister, quale può essere secondo te l'antagonista della Regina? Perché poi il prossimo turno vede Rende in campo neutro, naturalmente Bari. Bari, Ternana, Potenza, secondo te chi potrà dar fastidio alla Regina? Vediamo il prossimo turno, nel frattempo poi ce lo leggerà Stella. Se non succede qualcosa di anomalo del Bari, senza dubbio. Vedo che, intanto mi auguro e continuo a dire che la Regina
fa un gran calcio, merito di un grande allenatore che si Toscano, conferma, che salutiamo, Mimmo, lo abbiamo avuto con noi settimana scorsa. Si conferma un lusso per la categoria, una squadra costruita bene, con i ricambi giusti in ogni reparto, gioca un gran calcio, fa divertire i tifosi, vince e convince. Il Rende non era la partita dove doveva fare qualche miracolo, mi va di sottolineare, anche se è un controsenso, la grande prova del portiere Savelloni, autore di 2 parate veramente eccezionali. Vediamo se siamo pronti col prossimo turno, perché siamo nei minuti finali. Il prossimo turno della Serie C. Eccolo qua. Troveremo in campo Casertana Paganese, Catanzaro Ternana, Cavese Bisceglie, Monopoli Francavilla, Potenza Picerno, Rende Bari, Rieti Catania, Sicula Leonze Vibonese, Teramo Regina, Viterbese Avellino. E anche Catanzaro Ternana è una gran bella partita, Antonio. Sì, io notavo che mentre nel prossimo turno della Serie B non c'è un risultato scontato, uno che possa dire questa gara finisce 1, X o 2, qui in Serie C già la differenza tra squadre di alta classifica e bassa classifica si fa evidente, ci sono delle partite importanti. Per la Regina a Teramo non sarà semplicissimo, diciamolo subito, anche perché il Teramo è un'ottima formazione costruita con le stesse ambizioni che aveva la Regina, soltanto che una prima parte di campionato ha creato questo gap dalla vetta. Io credo, Bari a parte, che il vero avversario della Regina sia la Regina stessa, cioè nel senso che nel momento in cui ha creato questo distacco dal gruppo delle inseguitrici deve crollare o avere un periodo talmente negativo da far rientrare in gioco, in corsa, chi ambisce alla prima posizione. Per il momento io vedo tutti gli elementi equilibrati, tifoseria, allenatore, squadra e presidenza in questo caso. Ok, allora siamo in chiusura, ci fanno segno dalla regia, anche oggi è una bella trasmissione tosta, Sì, ma poi quanti messaggi che riceviamo, non riusciamo a leggerli tutti, mi dispiace. Infatti è sempre così, va bene, sperando di avere poi, come ci ha anticipato il nostro direttore, il WhatsApp, il Twitter dalla prossima settimana, ora da qui a 2 settimane, in modo tale che possiamo interagire tranquillamente con voi sia per quanto riguarda il Cosenza, il Crotone e le altre squadre della Serie C, naturalmente calabresi. Allora Stella, io vado a ringraziare il mister Gianluca Gagliardi. Grazie a te Franco, buonasera a tutti. E vado a ringraziare il collega di Cosenza Channel, nonché addetto stampa della Morone Calcio, Antonio Clausi. Salve grazie a tutti. Antonio, e il nostro compagno, grazie al nostro compagno di viaggio d'avventura. Buon pomeriggio Aldo a tutti. Grazie a te Stella. Grazie, ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno seguito, ci vediamo lunedì alle 15 in diretta, lunedì 2 dicembre. Grazie anche al nostro coordinatore. Siamo già arrivati della a dicembre, lunedì prossimo, sperando di raccontare delle belle imprese sia del Cosenza contro lo Spezia che del Crotone contro il Cittadella. Grazie a tutti.